Ha deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni dopo varie militanze politiche, non ultima quella a Forza Italia, e Giovanni Di Maio, vicepresidente del Consorzio Universitario Agrigentino, che da anni ricopre ininterrottamente la carica. Ma quali le ragioni di questa adesione alla formazione politica di Fratelli d'Italia, che ad Agrigento si attesta a Lillo Pisano, componente del gabinetto dell'assessorato regionale al turismo? Ma perché arrivato a un certo punto non ho più condiviso la linea politica di Forza Italia in provincia di Agrigento, a cominciare dalla fuoriuscita dalla compagine amministrativa del Comune di Agrigento, dove noi eravamo presenti. Credo che il nostro assessore di riferimento, o meglio l'ex assessore, stava lavorando bene nell'interesse generale della collettività. Questo è stato uno dei motivi, ma più in generale non ho più condiviso la linea politica del partito, per cui ho aderito a Fratelli d'Italia, che ritengo sia un partito che oggi sui temi del nostro territorio legati allo sviluppo è presente, quindi stiamo organizzando a breve una conferenza programmatica di tutti gli amministratori per fare un punto della situazione e soprattutto per confrontarci su quelle che saranno le tematiche future che riguarderanno anche le campagne elettorali che di qui a breve si svolgeranno. Dove tra l'altro è presente in diverse liste nei comuni dove si vota, sì, non solo ad Agrigento ma anche un po' territorialmente. Insomma. Sì, in tutti i comuni interessati a questa prossima tornata elettorale del 10 ottobre siamo presenti con delle liste molto competitive, forti, al cui interno troviamo molte donne, molti giovani che si vogliono impegnare in politica in un'ottica di rinnovamento.